Abbiamo avanzato la proposta di un impianto di distribuzione delle risorse al personale del comparto e della dirigenza. Parliamo di 40 milioni di euro, quindi un intervento straordinario. A beneficiarne potranno essere buona parte dei dipendenti del Servizio Sanitario Regionale, con delle misure specifiche pensate per chi lavora nell'emergenza urgenza, che in determinati casi potrebbe andare a raddoppiare le identità nazionali. Alle aziende inoltre potranno essere riconosciuti specifici fondi pari a 1,6 milioni di euro per progetti di welfare da pianificare in maniera verticale sul territorio, stanziamenti che potranno andare ad aggiungersi a quanto stabilito a livello di valorizzazione stipendiale. Premiare il lavoro, contrastare le fughe, rendere attrattiva la salute pubblica. La proposta della manovra è stata illustrata alle organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza medica in un incontro che si è tenuto nella sala ottagonale della sede della Protezione Civile a Palmanova. Nel 2025 i dipendenti del sistema sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia potranno essere riconosciuti poco meno di 40 milioni di euro di indennità, parte dei quali dedicata esclusivamente a chi opera nelle aree di emergenza-urgenza, pronto soccorso, 118 e SORES, e parte ripartita a tutto il sistema, comprendendo anche chi lavora nell'emergenza. Nessuna regione italiana ha messo in campo, questo con anche dei criteri abbastanza rigidi, quindi non la distribuzione a pioggia, l'attribuzione delle risorse in funzione del lavoro, delle singole responsabilità, la definizione di regole per buona parte nel contesto di un tavolo regionale uguale per tutti e l'attribuzione delle risorse nella contrattazione integrativa aziendale degli strumenti di welfare. Quindi adesso noi ci aspettiamo delle valutazioni da parte dei sindacati che raccoglieremo nei limiti del possibile e poi procederemo all'approvazione di questa manovra.